Eccoci qua cari telespettatori, allora abbiamo cambiato location, cambiato ospite, parliamo di direttiva green che è arrivata, non ce lo aspettavamo così presto, perentoria, categorica con determinati parametri di cui tener conto, di cui gli stati dovranno tener conto con delle normative nazionali, e per parlarne abbiamo il nostro esperto, l'avvocato Moreno Mantovani. Ben ritrovato avvocato. Grazie. Che è presidente della Confedilizia, l'Associazione della Proprietà Edilizia degli Immobili di Padova, ben arrivato. Allora, proprio con lei, con voi, avevamo parlato tempo addietro che c'era stata una tanto agognata sospensione, per cui l'avevamo lasciato in sospeso i nostri telespettatori dicendo tranquilli, per il momento è tutto bloccato, no? E invece non è stato così, c'è stata una sospensione di qualche mese. Esatto, di pochi mesi. Poi è stato deciso, e a questo punto cosa succederà? Perché poi non tutti l'hanno letta, è veramente abbastanza complessa, è articolata, gli stati dovranno poi adeguarla a seconda delle proprie esigenze. Fatto sta che abbiamo delle date che devono essere rispettate, fatto sta che gli immobili devono cambiare asset in qualche modo. Ci racconti un attimo dei preamboli fino ad arrivare adesso? Ecco, io permettimi, vorrei partire un po' da lontano, perché già 3 anni fa si era sparsa la voce che la Comunità Europea volesse mettere le mani sui nostri immobili attraverso l'efficientamento. In allora, come Confedilizia, siamo riusciti a movimentare i giornali, si è sparsa la voce e ricordo proprio in allora una bellissima, interessante intervista di uno dei tanti burocrati dell'Europa, dove diceva: ma cosa state scherzando? Non è assolutamente vero, non è nostra intenzione mettere mano al patrimonio immobiliare degli italiani. Avevano tanto scherzato che l'anno scorso si è parlato della direttiva Casa Verde, Casa Green, ed è una direttiva molto stringente per i proprietari, perché si imponeva un efficientamento degli immobili che andava per classi, ossia il patrimonio immobiliare degli italiani doveva entro il 2030... ricordiamo il passato. Ma è bene capire la direzione che stiamo prendendo. Doveva entro il 2030 essere portato in classe E, entro il 2033 in classe D e entro il 2050 ad emissioni zero, perché c'è la questione che praticamente il consumo energetico degli immobili sta distruggendo il mondo, secondo l'Europa. Devo dire che in quella sede, fortunatamente, tutta la nostra classe politica, quindi trasversale, opposizione e partiti di governo, si sono opposti, e a quel punto la questione sembrava essere stata bloccata, per cui sembrava che l'Europa avesse una visione, diciamo, più elastica, tesa più che altro all'incentivazione nella riqualificazione degli immobili. La settimana scorsa, 10 giorni fa, invece sono tornati all'attacco ed è passata questa direttiva che oggettivamente è meno pressante per i proprietari, e spiegherò anche in che direzione stiamo andando, ma è pur vero che comunque, a nostro avviso, tanto per capirci, comunque entro il 2050 gli immobili dovranno essere ad emissione zero. Il 2050 non è poi così lontano, anche partendo dal presupposto che il nostro patrimonio immobiliare nella stragrande maggioranza è degli anni 60. Infatti. Quindi efficientare un patrimonio così vecchio e così peculiare, perché questi burocrati non tengono in considerazione la peculiarità del patrimonio immobiliare italiano. Noi viviamo in una città bellissima, guardiamo città giardini. Però quelli storici sono preservati. Sì, ma quali saranno quelli storici? Quegli edifici che hanno un pregio storico, per esempio i palazzoni, quelli brutti degli anni 60 che si vedono in giro in tante nostre città, che sono un po' un pugno nell'occhio e che sappiamo che purtroppo hanno delle problematiche. Quelli storici, quei bei mattoni grandi, grossi, mattoni, con le mura belle e robuste, quelli non devono essere, e che hanno un pregio, dei fregi, non verranno, sono esentati. Beh, allora, devo dire che... Invece gli obrobri, che però gli obrobri uno ci vive. Quelli facevano i geometri nel dopoguerra, tanto per intenderci. Però ce ne sono tanti. Sì, ce ne sono tanti, però ecco, quello che noi diciamo andiamo a contestare è l'obbligatorietà che in qualche modo viene imposta ai proprietari.
perché portiamo avanti invece una politica, noi come Confedilizia, di incentivazione dei proprietari, perché chi non vorrebbe consumare meno di energia, avere la casa più calda d'estate, più calda d'inverno, perdonami, e più fresca d'estate. Certo. E questo senza si dilapidarsi. senza dilapidarsi, perché certo. il problema è questo, ci sono dei costi molto importanti e il super bonus, che ha fatto in molti casi anche molti danni, magari poi ne accenneremo, oggi non c'è più. Ci sono delle agevolazioni che comunque vanno calando e in futuro ci saranno ancora oppure no. Ripeto. Per adesso non si sa. Questo non lo sappiamo. Sappiamo che ci viene data una direzione. La direzione è quella di arrivare man mano ad un consumo sempre più basso. Entro il 2030 bisogna ridurre i consumi a livello nazionale, perché danno dei parametri a livello nazionale. Quindi vuol dire che ogni Stato ha dei parametri diversi? No, i parametri sono quelli, però viene lasciata libertà ai singoli stati, ai singoli paesi di capire un attimino come giostrarsi. Ed è proprio qui che noi dobbiamo intervenire, cioè la nostra, ad esempio, come associazione di tutela della proprietà, è proprio un'attività, perdonami, politica, cioè non possiamo permettere che il patrimonio degli italiani venga dilapidato. Voglio spendere, dopo magari torniamo alla direttiva, ma certo. Sono partito da lontano proprio perché si capisse la direzione. La direzione, e mi sono permesso di portare con me un libricino molto bello, sai che noi come Confedilizia puntiamo molto sull'aspetto anche culturale, sì, che è stato scritto nel 2017 dal nostro vecchio presidente, Sforza Fogliani, che purtroppo l'anno scorso è mancato. E non era persona da poco, è stato per 25 anni presidente di Confedilizia, e se Confedilizia è quello che è grazie al nostro vecchio presidente, senza nulla togliere al presidente attuale, ma le fondamenta le ha gettate Corrado Sforza Fogliani, vicepresidente dell'ABI. E lui faceva un'osservazione molto importante in questo libricino, che è: vogliono rubarci anche la casa. Dice: l'orientamento è quello di finanziarizzare, la proprietà immobiliare. E cosa intendeva per finanziarizzare? Ossia, si deve arrivare, secondo i progetti della finanza internazionale, a togliere la proprietà un po' alla volta ai piccoli, perché è molto frammentata il nostro paese, ed è questa la peculiarità del nostro paese, passandole ai fondi di investimento, per cui uno non sarà più proprietario del proprio bene, ma sarà eventualmente o conduttore, e quindi non più proprietario, quindi dovrà andare in affitto, oppure dovrà essere proprietario di una frazione di un fondo. Sappiamo poi benissimo come funziona la finanza, quindi tu oggi sei proprietario di 100, domani le cose non vanno poi tanto bene e sei proprietario di 50 se ti va bene. Però purtroppo questa è, a nostro avviso, la direzione che stanno seguendo, e i fatti ci stanno dando ragione. Sono stati fatti dei prospetti su quanto costerà in capo ad ogni proprietario riqualificare il bene. Sono costi importanti, e quanti ce la faranno? Tant'è che sono usciti degli articoli sui giornali anche poco tempo fa, ma la cosa è ancora attuale: ci sono fondi comuni esteri pronti a fare man bassa del patrimonio immobiliare italiano. Cioè, perché praticamente le persone non riusciranno ad effettuare queste modifiche, queste migliorie, questi interventi, per cui giocoforza dovranno svendere. Nemmeno, ma al di là di tutto, comunque anche il fatto di entrare sull'argomento sta già facendo squalificare gli immobili più vecchi. Tu pensa ad uno che deve acquistare un immobile ed è un immobile degli anni 70, ipotizziamo. Deve dire, cioè, vediamo che l'immobile sia stato 100, tanto per dare un numero. Però dice: io dovrò spendere altri 30 per metterlo, per efficientarlo, e quindi andrà a tirare sul prezzo d'acquisto. Ecco che in questo modo gli immobili si stanno già svalutando, e solo i sciocchi non vedono quello che sta succedendo. Ma questa cosa è stata scritta nel 2017, perché? Sì. Che cosa c'è? Che sentore c'era allora? Che sinceramente non mi ricordo. I sentori nel 2017 sono anni che tentano. Allora, a mio avviso, la proprietà, il proprietario è una persona che non vuole essere controllata, non vuole avere bisogno delle istituzioni, è una persona autonoma, e
non penso di essere l'unico a pensarlo in questo modo, da un po' di tempo le nostre libertà sono un po' compresse e quindi l'attacco alla proprietà è un sistema di compressione della libertà individuale. E vedi, sono venuto fornitissimo di materiale, perché c'è un libro molto bello del professor Lottieri, tra l'altro noi pubblichiamo come Confedilizia, pubblichiamo anche dei testi molto interessanti, invito le persone che sono interessate, oltre che al senso della proprietà, anche alla libertà, a leggere i testi pubblicati da Confedilizia. Ecco, questo non è Confedilizia, posso fare pubblicità di una casa editrice, è permesso a livello culturale? No? Sì? Insomma, no. Comunque non è di Confedilizia, ecco, per dire l'oggettività della questione, dove parla della proprietà sotto attacco. E il professor Lottieri, che sarà il nostro ospite, tra l'altro a Padova in un convegno a breve, parla come già regolamentare in maniera eccessiva la proprietà è un già scalfire il senso della proprietà. E una cosa ancora più importante, ci fa notare il professor Lottieri come al World Economic Forum la prospettiva sia quella di mettere la proprietà, ma come poi dicevo poco fa, in mano o ad enti pubblici o a grosse società private. Quindi è un progetto che va avanti da parecchio tempo. E però riallacciandoci, questo vabbè, è una questione che tra l'altro in Europa è vissuta diversamente, perché sappiamo che in Europa è diverso il senso della proprietà, non c'è questo, non è che il singolo piccolo ha la sua casa, il suo appartamento, vengono presi in affitto per lo più, c'è anche più mobilità tra l'altro. Sì, ma gli indiani del Nord America abitavano nelle tende bellissime, però sono gli indiani del Nord America, in Svezia è diverso, in Germania è diversa, sì, ma noi dobbiamo tenere presente la realtà italiana, perché per noi il mattone ha sempre avuto un doppio valore, e uso proprio il termine valore, era un valore proprio monetario, certo, era la cassaforte, è ancora in parte, ed è anche un valore nello stile di vita. Posso permettermi di dire una parola in veneto, questa casa è mia, nessuno me la tocca, arrivo a casa la sera e lì non mi manda via nessuno. Oggi le istituzioni stanno rendendo i proprietari precari nella loro abitazione. Questi passaggi successivi, come si legano? Spieghiamo quindi ai nostri telespettatori nel vostro procedere, appunto perché voi fate un'attività anche politica, sindacale tra virgolette, perché insomma sì, il sindacato dei proprietari sì, di immobili, alla direttiva Green. Quindi vediamo come questa andrebbe a cambiare le cose, perché abbiamo fatto i presupposti, sono quelli. Poi arriviamo a quello che è successo. È successo che, allora, diciamo che questa direttiva è molto migliore rispetto alla precedente, perché la precedente ti imponeva dei lavori di ristrutturazione a brevissimo. Perfetto. E quindi oggi la direzione è questa. Innanzitutto viene data una certa possibilità di modifica in capo a ciascun paese. Quindi lo Stato dovrà legiferare. Lo Stato dovrà dirci come vorranno procedere e vengono imposti dei passaggi, dei piccoli passaggi. Ad esempio, entro il 2030 il consumo e l'emissione di anidride carbonica conseguente dovrà essere ridotto del 16%. Entro il 2033 mi sembra del 22-23%. Questo nelle città o i singoli immobili? In generale, a livello nazionale, cioè ci dice voi come Stato italiano, come Paese, entro queste date dovrete consumare di meno. Molto probabilmente, anzi sicuramente si parte comunque dagli edifici pubblici. Quindi dovranno farlo anche gli edifici pubblici? Dovranno farlo, si parte proprio dagli edifici pubblici, però come dicevo prima il traguardo è il 2050, dove tutti dovremo consumare di meno, anzi di meno, a emissioni zero. 50 dice emissioni zero, quindi. Entro il 2050 è rimasto come la direttiva precedente, emissioni zero. Si parte appunto dagli edifici pubblici, ma si prevede anche che gli immobili più
più vecchi, più anziani, più energivori, una percentuale di questa debba essere a breve comunque efficientato. Quindi ci stanno, in poche parole, mettendo un po' di zucchero sopra la pastiglia, ma poi, permettimi, ti faccio un esempio. Allora, tu mi parlavi di direttiva abbastanza corposa, sono 190 pagine, io non l'ho letto, devo dire la verità, non ho letto e penso che nemmeno chi l'ha firmata si sia letto tutte le 190 pagine. Però ci sono delle incongruenze che, se mi permetti, io vorrei sottolineare. Ad esempio ci sono delle eccezioni, perfetto. Le eccezioni prevedono che gli edifici di culto siano esentati, gli edifici storici, e poi dovremmo capire quali sono gli edifici storici. Sicuramente il Colosseo è un edificio storico, ma quei bellissimi palazzi Liberty che ci sono al Lido di Venezia, sono storici o non sono storici? Certamente sono storici, insomma. Forse sì, forse sono stati proprio inseriti. Sì, dai. Sì, allora gliela diamo per buona. Però ci sono molti edifici che sono molto belli, ma basta vedere. Poi magari mi lascerei spendere 2 parole sul fatto che abbiamo fatto un gemellaggio noi con Confedilizia con l'associazione dimore storiche. Le dimore storiche oggi sono in crisi, nessuno gli dà un aiuto, quindi c'è una certa ottusità da parte del nostro legislatore. Ma torniamo a quello che stavo dicendo prima delle incongruenze. A un certo punto dicono sempre saranno esentati gli edifici popolari. Se il costo per gli edifici di edilizia popolare. Grazie della correzione. L'edilizia popolare, se vengono esentati, se il costo per l'efficientamento non verrà poi pagato dal minor consumo. Perfetto. Quindi se comunque, pur efficientandoli e spendendo X euro, non si riesce poi a coprire questo costo con il risparmio, questi vengono esentati. Tenendo conto che i canoni di locazione sono anche bassi, per cui... Sì, mi sembra una cosa intelligente. Però sempre la direttiva dice: siccome i privati dovranno comunque alla fine efficientare e questo produrrà dei costi e quindi ovviamente, francamente non vedo come possa essere intesi in maniera diversa, visto che appunto anche le agevolazioni in questo momento stanno venendo meno e non sappiamo se ce ne saranno ancora domani, dovranno far ricadere i costi sui canoni di locazione. E allora la direttiva dice: no, se dovete stare attenti a che non aumentino i canoni di locazione e quindi fare delle norme tipo il blocco, il vecchio ecocanone, che impediscano l'aumento dei canoni di locazione. Allora mi sembra francamente un'incongruenza. Tu Stato, se devi investire per dare la casa ai ceti meno ambienti, sei esentato. Il privato, che tira fuori i soldi di tasca sua, no, deve efficientare e farlo con spese importanti, e spesso non ce la farà, e non può nemmeno recuperarli da un aumento del canone di locazione. Cioè è veramente una cosa assurda, ma questo, come dicevo prima, ci mostra l'ottusità e la direzione di questa direttiva, ed è per questo che noi siamo sempre presenti per fare pressione sulla classe politica, che sia di destra, di sinistra, non se ne frega assolutamente. Quindi voi niente. dite meglio adesso muoversi a livello comunque preventivo, facendo un certo tipo di stimoli, di alert, attenzione, si rischia questo, perché poi dovranno intervenire delle norme italiane, giusto? Sì. Che potrebbero in qualche modo andare a danneggiare o aggravare di ulteriori oneri, eccetera, i vari proprietari, sia che questi abbiano l'immobile che danno in locazione, sia che siano proprietari in senso stretto, giusto? Esatto. E quindi inevitabilmente si arriverà a dei costi per i proprietari, cioè, è gioco forza. Ci arriveremo in maniera meno pressante rispetto alla direttiva che è stata fermata a dicembre dell'anno scorso. Ma quella è la direzione che stiamo prendendo. Quando si parlava della direttiva scorsa c'erano state anche tutta la categoria dei costruttori edili, degli artigiani, eccetera, che si era sollevata dicendo: per noi è insostenibile sì, un'attività di recupero e di restauro in questi termini. Allora, ci sono varie questioni da tenere in considerazione. Innanzitutto, allora andiamo a vedere cosa è successo con il superbonus, con il famoso 110. Non c'era materiale. Non si trovavano. C'era stato anche un grosso impatto economico, insomma, sul costo dei materiali. Sì,
c'è stato, sono, non dico triplicati, ma aumentati di 2,5 volte i materiali, tant'è che adesso che non c'è più il 110, stanno tornando, non dico al pre, ma insomma si stanno riducendo. Non c'erano imprese in grado di poterlo fare, si sono improvvisati un po' tutti, chi faceva cartongesso poi si era messo a fare i cappottini sulle case, quindi non siamo nemmeno preparati. Ma va detto questo, una delle giustificazioni che poi tirano fuori per dire sì, è bene che andiamo verso questa direttiva, è che comunque fa circolare denaro, una cosa un po' keynesiana, no? Si investe e questo fa bene a tutti. Fa bene a tutti, ma tranne che ai proprietari di immobili però. Cioè io capisco l'appaltatore, il costruttore che si ritrova con un sacco di lavoro. Buon per lui, io gli auguro di lavorare a tempo pieno per i prossimi 50 anni. Però questo non può essere fatto a spese della cassaforte di famiglia degli italiani. Anche perché poi tra l'altro emerge che chi ha non 5-6 appartamenti, ma quella seconda casa, no, neanche la seconda casa, perché le seconde case sono esentate. Sono esentate, sì, sono esentate. No, se occupate per meno di 4 mesi l'anno. Esatto, e vabbè, la classica seconda casa delle vacanze, che quella si salva. Però chi ha la casa in proprietà sono persone anziane, o persone che magari sono in quella fase, che vedono più in là nel tempo la casa come possibile bene da poter utilizzare per potersi mantenere in tarda età, no? Quindi venderne magari la nuda proprietà, oppure fare un utilizzo, vendere anche l'immobile per potersi mantenere in casa di riposo, facciamo gli esempi estremi, no? Era quello di cui parlavamo prima e che è il nostro cavallo di battaglia, ma certo, come dicevo prima, la casa ha un doppio significato, il valore della casa, ha un valore proprio monetario e anche un valore morale. Tu pensa per un anziano, allora molti anziani hanno messo da parte i loro risparmi, magari senza andare in ferie in estate, per comprarsi la casa da poter affittare poi per potersi pagare la casa di riposo o per poter pagare la badante. Ma tu pensa anche al valore morale che la casa è il luogo dove uno custodisce i propri ricordi, ha visto crescere i propri figli. E gliela vogliamo portare via, cioè, è proprio un mutamento. Ti vengono a rispondere no, non ti viene portata via, anzi la tieni e tu riuscirai ad ammortizzare con questi interventi la minor spesa in bolletta che ti dovrebbe venire da una maggior coibentazione. Sì, nei prossimi 30 anni sicuramente allora il vecchietto probabilmente non lo vedrà, forse i nipoti la vedranno, questo aver ammortizzato il costo, ma è proprio l'imposizione. Cioè voi la fate una questione anche molto politica appunto e ideologica, certo. Però in senso pratico ci sono questioni anche molto materiali, cioè in un contesto globale dove ci troviamo che i futuri pensionati, i baby boomers attuali, domani che diventeranno pensionati, sono tanti baby boomers, avranno delle e le generazioni future avranno una pensione estremamente bassa, l'unico bene che resta per in qualche modo tutelare queste persone è il valore dell'immobile. Perché la caratteristica valore che si sta svilendo, che si sta battendo. Questo è un problema effettivamente da tenere in conto in un contesto globale, cioè se ci sono persone che saranno più fragili, figli pochi e quindi non c'è la famiglia in senso allargato, dovranno provvedere a se stessi, almeno la casa può essere una rendita importante, se questa viene privata di valore potrebbe un po' compromettere anche la qualità di vita di tantissime persone a cui lo Stato non può sopperire, perché a questo punto questa sarà la situazione, no? Lo Stato non vuole sopperire, diciamoci le cose come stanno, cioè basta vedere una città come Padova dove c'è una fortissima emergenza abitativa, perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni, è entrata nel circolo UNESCO, per cui Padova centro storico è pieno di turisti, quindi le persone preferiscono locare al turista e poi c'è un'università che è una delle prime università in Italia in questo momento come qualità e quindi molti vengono da fuori a studiare, c'è una fortissima emergenza abitativa, però l'edilizia pubblica non sopperisce, allora si vogliono indicare i proprietari come i responsabili dell'emergenza abitativa. Ecco un altro argomento che porta delle frecce a nostro favore, nel senso che diciamo guardate che i proprietari veramente vengono in qualche modo, scusa il termine un po' pesante, perseguitati. Basta vedere appunto su Padova ci sono molte locazioni brevi
e lo Stato sta facendo di tutto per combattere le locazioni brevi. Cioè la cedolare secca è stata portata dal 21 al 26 per chi ha più di 2 appartamenti, se uno ha più di 4 appartamenti deve aprire partita IVA, sono stati imposti tutta una serie di impianti antincendio, estintori, come se fossero in un albergo. Quindi c'è proprio la volontà di colpire il proprietario immobiliare. Poi ci vengono a dire, sì, però, siccome dietro a queste cose c'è la Federalberghi, tanto per essere chiari, la Federalberghi chiedeva di più, quindi noi abbiamo fatto, cioè tutto sommato siamo andati a un compromesso. Sì, però la questione è questa. Mentre il proprietario che dà in locazione 1 o 2 appartamenti nel centro storico crea comunque un giro di economia a livello locale. La Federalberghi no, perché se andiamo a vedere le grosse catene alberghiere non sono nemmeno italiane, quindi chissà dove le pagano le tasse questi signori. Ma forse rappresentano, ma lì c'è tutto un altro anche discorso culturale secondo me, vabbè, che dopo risvolti economici, perché io ritengo di andare sempre alla fine, no, del problema, cioè dire perché la persona fa una scelta anziché un'altra. E capire forse che anche le persone turiste sono cambiate, per cui lì c'è anche è inutile andare a giocare in questi ambiti. Se uno non vuole andare in albergo, preferisce arrivare a casa alla sera, non passare per la hall, girare in pantaloncini corti. Perché secondo me c'è un modo diverso, perché chi ama l'hotel e quello che l'hotel rappresenta ci va, perché tanto i prezzi, io continuo a dirlo perché l'ho visto, i prezzi sono gli stessi, non è che tu risparmi, allora, per le locazioni brevi fatte in regola, non stiamo parlando di chi le fa senza pagare le tasse o non so neanche in che termini si fa conoscere, dico quelle regolari, qualche giorno in locazione breve tanto quanto in albergo, perché i prezzi sono comunque tutti alti. Abbastanza alti. Sono tutti alti, ma è anche vero che si è allora visto vuol dire che tu fai quella scelta perché logisticamente il nuovo turista che è cambiato dopo il Covid preferisce un certo tipo di situazione. Sarà un dato di fatto, sarà anche il fatto che, continuo a ripetere, gli alberghi ti mettono a parte anche la colazione e a non tutti fa piacere con una famiglia di 2-3 bambini, un bambino eccetera, avere la colazione in più, cioè ci sono tante cose che sono cambiate. Permettimi, no? Ma è stato anche visto che dove è stata combattuta in maniera pesante la locazione breve, lì gli alberghi hanno avuto campo libero e hanno aumentato poi i prezzi, quindi è vero che comunque la locazione breve li calmierava un pochettino. Quindi... Però anche la locazione breve in certe città è andata alle stelle, Sì, caspita, ma io non sono qui per difendere i proprietari delle locazioni, è comunque una questione di principio, perché io non posso fare col mio bene ciò che voglio, certo. Perché devo essere additato come l'untore nella storia della colonna infame del Manzoni, non è giusto. Quindi voi a livello nazionale continuerete a pungolare il governo perché queste norme che devono essere recepite, quindi siamo ancora nella fase in cui devono essere attuate delle norme di recepimento di questa direttiva, possano in qualche modo rendere più soft questo passaggio, che bisogna che ci sia però. C'è la possibilità, appunto, come dicevamo prima, da parte di ciascun paese di giostrare la normativa, però il risultato sarà il 2050 e entro il 2028 comunque tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere ad emissioni zero e i privati entro il 2030, tutti quelli nuovi. Ok, tutti quelli nuovi di emissione zero. E poi il 2050 anche quelli. E quindi là dovremmo anche parlarne insieme, magari una volta anche con i costruttori, sarà interessante fare un po' un tavolo aperto per capire i vari pro e i contro. È arrivata la fine trasmissione, mi è arrivata a bomba. Io volevo chiedere, ci saranno i controlli anche per il 110? Voi avete aperto uno sportello? Noi abbiamo aperto come Confedilizia uno sportello perché a breve secondo noi partiranno i controlli, perché è evidente l'orientamento dell'attuale governo di farsi rientrare gran parte di quanto è stato speso e oggettivamente, e specialmente da quel che è la nostra esperienza a livello condominiale, non tutte le delibere sono state fatte in maniera perfetta, quindi tenteranno di andarsi a infilare nelle crepe per riuscire a recuperare quanto è stato speso. Quindi noi come Però voi avevate dato l'alert, fate le cose, fatele bene. Esatto, però qual era il problema? Che per farle bene ci voleva tempo e il governo a un certo punto ha chiuso
la porta e ha detto e allora no. se avete dei dubbi, delle perplessità, a questo punto bisogna rivolgersi a farsi consigliare al meglio, quindi l'avvocato... Sì, invitiamo, siccome la nostra è un'associazione che vive di volontariato, a parte la segretaria, e quindi però per sopravvivere abbiamo bisogno di associati, quindi se la gente vuole associarsi vede che è un'attività che noi svolgiamo a 360 gradi, dove appunto tuteliamo gli interessi e anche l'aspetto culturale, tant'è che, se mi permetti di ricordarlo, il mese scorso abbiamo avuto come ospite il professor Cardini. E quindi ci sono... abbiamo molti ospiti in previsione. Avete tantissimi... Basta, ti lascio, non voglio più rubarti tempo. No, sarebbe bello ancora parlarne a lungo, avremo anche magari altre occasioni, altre circostanze, ma il tempo veramente è volato. È tiranno, come si dice. Sì, però le tematiche erano tante, erano importanti e sottolineare, bisognerà poi, quando leggerete tutte le 100 e rotte pagine, quando ci sarà 190 pagine, per sapere qualcosa in più, anche per tranquillizzare voi che ci seguite, che ci avete stimolato su queste questioni, che avete un po' di preoccupazione, giustamente, e quindi dobbiamo sapere, conoscere le cose, ne riparleremo. Grazie Avvocato Mantovani, Presidente Confedilizia Padova, di essere stato qui con noi. Grazie a te, vengo sempre volentieri. Fa molto piacere, grazie a voi telespettatori di averci seguito, io vi auguro buona serata, buon proseguimento, ci vediamo presto, grazie.